Ciao a tutti, eccoci qua. Tema di oggi, tema delle feste natalizie, la longevità. In questo caso la longevità chiaramente dei vini friulani, ma la longevità dei vini di Cialla. Qua abbiamo un refosco di Cialla 1994, alla mia sinistra, e uno schioppettino di Cialla 1995. La prima annata prodotta a Cialla di entrambi i vini mi sembra che 77 o 78, adesso non mi ricordo preciso. Vini questi integrissimi, aperti ieri sera per una cena, vini spettacolari, vini che raccontano di un territorio, che parlano di una valle, ma parlano di una storia, di una famiglia che ha creduto negli autoctoni e nel recupero degli autoctoni. L'azienda ha tuttora, credo, tutte le annate in cantina, ma molte anche in vendita, sono tutte anche in vendita. L'unica azienda friulana che ha una libreria del genere, una cosa incredibile. Neanche Biondi Santi, probabilmente sì, boh, ultimamente sì, però, anche storia di Biondi Santi è più vecchia chiaramente, però più antica, più lunga. Sicuramente Ciale è l'azienda friulana che ha la libreria maggiore di vini. Schioppettino di un'eleganza, di un profumo molto evoluto, chiaramente, profumi che vanno anche sul caffè, che vanno sul cioccolato, non disdegna però il frutto, classico pepe che però non è fastidioso, il sorso è avvolgente, è pieno, bellissima l'acidità, bellissima la pulizia in bocca, scorre al palato che è uno spettacolo. Grande bottiglia, grande bottiglia. E quest'anno ho avuto l'occasione di assaggiare Schioppettino 92, questo qua il 95, ho avuto assaggiare il 98, poi qualche annata 2000, ora non le ricordo tutte le annate, comunque sicuramente il 2004, poi le annate più giovani, ok? Del Refosco abbiamo assaggiato anche il 98, anche del Refosco, il 2004, 95 del Refosco, questo è un 94. Cosa interessante, l'azienda scrive sempre quante bottiglie produce dell'annata e che formati. Questa è la bottiglia 5427 dello Refosco, questa ad esempio è la bottiglia numero 408 dello Schioppettino di Cialla. Cialla perché attenzione è sottozona dei Colli Orientali. Refosco, ecco qua il pepe non si sente più, il profumo è più cioccolatoso forse, manca un po' più il frutto, che però esce in bocca bellissimo, un frutto quasi si sente una marasca, una ciliegia molto, molto matura. Anche qua c'è più struttura, bella avvolgenza al palato, bella la persistenza, bellissima anche qua la pulizia. Ah sì, due vini, 12 gradi e mezzo entrambi se non erro. Farvi capire che l'azienda è iniziò a produrre con questo sistema negli anni 70 e l'azienda non ha creduto alle mode del momento, non ha ceduto a chi voleva vini più opulenti, più carichi, a tutta una serie di richieste del mercato. Hanno sempre fatto i vini nel loro stile, secondo il loro credo. E questo è un plauso. Per me Ronchi di Cialla, devo dirlo assieme a Vignai Aduline, non si offendono gli altri produttori, per me è l'azienda dell'anno. Quest'anno per me è stato particolare, con Cialla ho avuto tantissime cose come con Vignai Aduline, quindi per me sono le due aziende dell'anno. Le metto a pari, non si offendono gli altri produttori ai quali voglio tantissimo bene, però questo per me parliamo di due grandi aziende. E su questa, soprattutto oggi, parliamo di Cialla, di Vignai Aduline e poi ne parleremo in un'altra situazione. Se li trovate compratevi perché sono vini da provare almeno una volta nella vita. Cin cin e buona fine anno a tutti e buon inizio del nuovo 2025, speriamo sia migliore del 24. Ciao ciao!